È stata un'esperienza molto bella, sono entrato in punta di piedi in questo mondo, conoscevo poco, ma subito mi ha colpito il modo di vivere di questa famiglia, anche il tentativo di cercare di sdrammatizzare, di usare l'ironia come strumento anche per cavalcare le tempeste quotidiane. Quindi questo è stato, da un punto di vista umano, mi ha molto arricchito, e poi in particolare avendo anch'io un figlio, ti identifichi, cerchi di, insomma, senti molto da vicino le emozioni, quindi è stata, devo dire, molto bella. Ecco, Andrea, il protagonista del corto, fa una diretta social, diciamo, fra TikTok e Instagram. Come ha fatto a generare quel livello di interazioni con quel linguaggio così tipico dei giovani d'oggi? Allora, io ho scritto la sceneggiatura, poi sono andato da 7, 8, 10 adolescenti, figli di amici, e ho detto ok, tu devi dirmi dove sto sbagliando, dove sono troppo vecchio. E- ed è stato un dialogo bellissimo, sia anche con Matteo, il ragazzo effettivamente a cui è ispirata la storia, ma anche con i ragazzi, per cercare di entrare in contatto col loro linguaggio e farlo in un modo credibile, come si fa sempre nei film, cercare di essere autentici. Ecco, i genitori come Marina Massironi conoscono benissimo i problemi che hanno i loro figli e se non trovano i medici a conoscenza di quelle sindromi così particolari, così rare, sono in difficoltà e quindi fanno la figura dei genitori saccenti. Questo è espresso con grande ironia, ma è un tema vero. Sì, è un tema reale, e in qualche modo mostra anche la difficoltà, le sfide che ci sono, diciamo, in ambiente medico. Talvolta ovviamente un genitore vive sulla propria pelle le situazioni, quindi c'è sempre un livello di tensione. Allo stesso tempo per i medici non è facile fare il lavoro nei pronto soccorso di emergenza, eccetera. Io non lavoro in ambito ospedaliero, ma ho cercato di riprodurre quello che poteva essere una dinamica credibile, appunto autentica, come parola che ho usato anche prima. E credo che però insomma sia questa la chiave, cercare di entrare nei panni della quotidianità di queste famiglie.